Danimarca cambia la sua posizione sul Recovery Fund e si dice favorevole al fondo per aiutare i paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus. Secondo la premier danese Mette Frederiksen, il nostro compito non è mettere veti, ma trovare soluzioni. Sono una sostenitrice della cooperazione, ma penso anche che ognuno debba pagare i propri debiti. 50 miliardi per aiutare il Paese a uscire dalla crisi, ma anche la richiesta di modifiche normative che agevolino l'operato delle aziende, come la sospensione del codice degli appalti. Alessandro Russo, vicepresidente di Utilitalia, nonché presidente e amministratore delegato del gruppo CAP, traccia in un'intervista all'Italpress un bilancio dei difficili mesi passati per le imprese del settore idrico. Noi abbiamo detto al governo che siamo pronti a mettere in campo 50 miliardi di euro di investimenti, che vorrebbe dire far ripartire l'economia o quantomeno dare il nostro contributo. Gli investimenti in Italia troppo spesso non si fanno per via delle normative, per via di leggi troppo lente che mettono in difficoltà aziende come le nostre nel portare avanti i propri obiettivi. Quindi abbiamo chiesto al governo non soldi, perché a noi non servono soldi, abbiamo chiesto al governo norme, o meglio, non norme, qualcosa che ci aiutasse a agevolare, come ad esempio la sospensione del codice degli appalti o alcune attività di questa natura. Devo dire che ho notato con piacere che anche il lavoro fatto dal gruppo di esperti guidato da Colau avanza delle richieste che in qualche modo sono molto simili a quelle che la nostra associazione ha sollevato. Dall'OMS si è avuta una risposta inaccurata e sbagliata rispetto al fatto che gli asintomatici raramente trasmettono il nuovo coronavirus. Lo ribadisce Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La trasmissione da asintomatici è invece tipica di questo virus e proprio ciò la differenzia dal SARS e MERS. Lo dimostra la sua contagiosità. In un mese si è diffuso in tutto il mondo, quando altre pandemie impiegano 6 mesi o un anno. La riapertura dei confini rappresenta una boccata d'ossigeno per il settore agricolo, messo a rischio dalla mancanza di manodopera. I lavoratori stagionali sono ormai da anni indispensabili per l'attività di molte aziende, dall'Abruzzo alla Lombardia. L'operazione è stata resa possibile dall'intesa raggiunta dalla Coldiretti con le autorità del Marocco, grazie alla collaborazione dell'ambasciata italiana a Rabat. La comunità di lavoratori agricoli provenienti dal paese nordafricano è la seconda più presente in Italia, dopo quella romena. Il via libera all'ingresso dei lavoratori stranieri salva un quarto del raccolto Made in Italy.